Oh gentile pubblico, senti che robe. Wow, il temporale in montagna. Questo è un altro grandissimo regalo che ti dà la vita e è brutto dirlo, anche la materia, ossia sto cazzo di camper. Adesso dormire qua di notte in montagna col temporale. Cioè, scusami, è una roba figa. Magari era più figo in tenda, sì, a dire la verità, sì. Però sai, ci ho riprovato, ma se ormai la mia schiena, dopo l'umido e tutto quanto, non è stato simpatico il risveglio, quindi preferisco stare in camper che in tenda. Ah sì, buonanotte, ciao, arrivederci! Nel frattempo i due eroi stavano studiando per la piscina. Wow, ragazzi! La strada però purtroppo è un po' impegnativa, nel senso che è scivolosissima, estremamente scivoloso. So che sono pesante, ma ora che abbiamo anche Luca qua che ci dà conferma, vedi, certi posti a piedi te li scordi, come cazzo fai ad arrivare qua a piedi? Cioè ti distruggi, non è un bel ricordo, guarda che razza di posti, di piscine, di cose, porca miseria. Ragazzo, a bicicletta è indispensabile in camper. Esatto, il monopattino nel caso di Luca. Chiaro che è fredda, ma non è proprio ghiacciata come pensavo. È il discorso che ho fatto l'altra volta, no? Perché c'è questa moda, no? A rifiutare le comodità, che sono l'evoluzione dell'essere umano, perché ci ricordiamo che dal fuoco e dalla ruota in poi ha seguito tutta una serie di invenzioni, no? Nate, si diceva, no, dalla pigrizia, perché il genio è il pigro, in realtà no, nate da questa voglia di evolvere, di migliorare se stessi, quindi non solo con le comodità, ma anche con la moltiplicazione delle nostre capacità, delle nostre funzioni. Questo per dire che, porca puttana, se il progresso ci ha portato ad avere tipo un iBike e un materassino, perché non bisogna stare col materassino qua? Cioè, cosa c'è di male? Non sporchi, non inquini, il materassino te lo riporti a casa, quello è il concetto. Ma che roba? Ho conosciuto due crucchi anziani che andavano a fare diving, che sarebbe quando vanno sott'acqua, no? Nuoto subacqueo, diving, cioè non vuol dire che sono dei divi, no. Il canale consiglia, siccome adesso ci siamo intrippati a fare tutte le ricette, non mangiare sempre le solite cose, risotto di funghi e asiago di malga. questo però ricordiamo, la troupe ricorda, non per fare invidia ovviamente a nessuno, ma semplicemente per dare l'ispirazione della serie. Guarda, è una ricetta che così si può fare e hai un qualcosa di diverso. Bellissimo, bellissimo, bellissimo l'angolo kitchen, che non è l'angolo pollo, quello è il chicken, kitchen è la cucina. Sarà un bel souvenir. Sì, non sei embriaco, no, sta buono, senti Ciano, no, tutti sobri. Scusate, ma come proporzioni e colore e tutto, questo furone è fantastico. A me piace di più lungo come No, ma è così, bellissimo. Cioè, quello è meno di 6 metri questo, meno. questo Sì, è è quello che vorrei io, quello Guarda, che vorrei io. proporzione, scusami, Sì. guarda il 6 del Marco, è netto. No, no, è più bello rosso, per me, per me. Ma è Per corto me. e tozzo il 540. È bellissimo, è arte, Dio È caro. più alto che largo. Solo il direttore come primo intermediario prendeva il 18%. Vedi, ti sembrerà anche assurdo, no? Che uno dice, vado a fare il giro con la grazielletta elettrica e il coso, il monopattino elettrico in montagna, però intanto stiamo facendo non so quanti chilometri in salita e guarda che posti, guarda che ti vedi gratuitamente, nel senso che comunque, vabbè, lui zero, io poca fatica, lui proprio zero perché è in monopattino. Però ragazzi è bella sta roba, cioè come dico sempre, se la tecnologia esiste, cazzo sfruttala, cioè, nei limiti del possibile ovviamente. Anche Lamborghini se è tecnologia, uno dice sì, ok, non posso permettermi il Lamborghini, per carità, ma tutto quello che sta nel mezzo sfruttalo, porca puttana, la vita c'è una. Ecco la troupe, anzi l'equip 84, anzi no, l'82 perché siamo all'82, che ti ricorda la piazza Cecconi con questa bellissima chiesetta posta così in questa sorta di penisola, guarda, in mezzo alle montagne. Ma che bello. Occhio che ti faccio un po' di silenzio, ascolta. Sì, esatto, il taglier balvezzo. Poi sì, ero entrato. Oh gentile pubblico, guarda alle mie spalle. Questo è il parcheggio del Castello Cecconi. Sei immerso in questa vallata di natura e di silenzio. E poi insomma, se è aperto puoi anche visitarti un po' il castello. Ok, che secondo me è una figata unica, una figata pazzesca. In più guarda, forse un altro parcheggio anche qua. Ah no, campo da tennis, se è un campo a tennis, ma però è un parcheggio in modo di fare i campi a tennis senza rete. No dai,
Poi ripeto, se non hai particolari problemi di alghe, c'hai anche la piscina. Perché mi fai fare queste cose a me? Pensa Luca, con un po' di lavoro psicologico e filosofico, possiamo dire che questo, oggi, almeno in questo momento, per 10 minuti, è il nostro giardino, no? Taglia l'erba. No, un cazzo, vaffanculo. Aspetta che abbiamo Luca Tramanzoli che ci fa il tutorial su come si salgono le scale dei castelli. Ecco, vedi, così si fa. Aspetti, voglio passare per questa porta, che è molto utile questa porta, sì. Pieno di uccelli morti, non capisco come mai sia qualche cacciatore che uccide, ma non vedo pallini. Buxus sempervirens. Comunque ragazzi è pieno di serpenti, una roba incredibile. Un'altra cosa che vorrei far notare, non per fare il solito disfattista, ma abbiamo delle piscine da film, da sogno, ok? Veramente, ripeto, non vorrei fare il disfattista. Io ho visto sempre solo tedeschi che visitano queste cose. Quando vado anche nelle puntine, che sarebbero i posti meno conosciuti, no? Che faccio io. Trovo sempre solo tedeschi, cioè italiani non te ne trovi mai su queste meraviglie qua. Cioè loro dalla Germania vengono a fare le van life, no? E le avventure qua da noi. E noi che ce le abbiamo, no? Spagna, Portogallo, no? Capo Nord, e vedi come gira il mondo, eh? Vedo che è pieno, sì, di serpenti, bisci, insetti, quello sì, veramente. Ah, è tanto ripido, particolarmente rapido, vabbè, girando di qua. Purtroppo è anche vero che senza il sole cambiano tutte le ambientazioni, cambia l'acqua, cambia il colore. Che bello anche lì! Non so come raggiungere la piscina dove sono andati i crucchi. Ho paura sì delle vipere perché è veramente pieno di serpenti. Wow, cazzo, un cratere, una luna. Che bello, guarda! Caraibi, Sharm el Sheikh! No, ok, prima di dire Caraibi, Sharm el Sheikh ci vorrebbe la giusta luce perché là è bello azzurro. E poi qua è strano, tanto strano, tanta roba. Vedi ragazzi, so che sono pesante, non sto facendo marchette perché se non era quell'azienda italiana che mi dava l'e-bike, era la mia o era un monopattino. Purtroppo vedi, o usi ste robe, se no queste robe te le sogni, hai capito? Te le sogni. Tu arrivi lì col camper, ti piazzi, ti prendi la tua seggiolina e ti guardi il posto attorno al camper. No, non si viaggia così, no. Grazie biciclettina falsa. Falsa nel senso che è elettrica, che non pedali. Corri, 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 corri! Un attimo, lei come tua papà, ti fai a cagata dopo te fermi? Tutte femmine o Sinistra! Destra! Sinistra! Vai! Vai, Azio! No, vado in schiena. Non sto qua così! Non posso, Era una volta, Piero se volta. sono pulito sono pulito anche con l'acqua. Guarda che Bellissimo, sta serata, qui cani che corre, faimone e questa atmosfera che sembra quasi quella dei fotografi, no? Che fanno le fotografie alle pinete col caivo, neanche una Andrea del T4 di queste. Qui i tedeschi, no? Vedi i crucchi perché hai là chi fa van life e noi altri che mettiamo musica da crucchi e tu in teoria dovrei venire qua e dire oh miken, cioè invece no, i crucchi sta sempre in suo e noi saluta, io così rimango qui vecchi. Quei nuovi invece no, abbiamo imparato che sono molto più socievoli. Premi da casa 1 per votare Marco, premi il tasto 2 per votare Marilena. Ricordi di infanzia, Lotto Mix Compilation. Müller Van. Oggi ti portiamo a vedere una cosa molto figa, in inglese, figa in italiano. Nel posto dove andremo, ovviamente, se mi capiti di sabato e domenica o in periodo turistico, tipo periodo delle ferie, ovviamente se il camper è meglio che arrivi alla notte. Noi abbiamo avuto un culo della Madonna, ok? E aver trovato posto per 2 van, quindi ci siamo messi qua a fare la van life. Osserva Miller mentre fa la van life, Diego mentre fa la van life col mojito, Abeta che fa van life col can, e tu? Mi raccomando, chiama sempre quelli che fingono di essere quelli dello zecchino d'oro in modo tale da fargli portare il materassino. Wow ragazzi, boh, non anticipiamo, via via, vai, girare qua, tac, eccolo. Questo era quello che mi aveva impedito ieri di proseguire, perché in discesa c'era Paltano, mentre adesso è asciutto un po'. Beh, ragioniamo un attimo, vieni su. Guarda qua c'è anche un bastone lungo da aiutarci, l'avranno preso apposta, guarda qua.
Vedete Pampini, una volta il papà Diego e la mamma Betta facevano queste cose pericolose e dopo vi dicono a voi: non andate fuori in giardino che vi bagnate, che è pericoloso. Vedi? Vedi? Che bello. E sono quelle persone che dopo, appena hanno un attimo di intimità, si dicevano: ma quanto cazzo bene stavamo a casa con Netflix. In montagna. Mio habitat montagna. Bellissimo, altissima, purissima, levissima. Occhio, 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 occhio. Tutti al mare, a mostrare il mojito da gonfiare. Italia ringrazia il Francesco Pelus che ci ha consigliato questo posto veramente fantastico. Ma attento, attento adesso. Ecco, ecco, ecco. Buongiorno Italia. Per il Cingano che non deve chiedere mai. Pensa che una volta che ero bambino pensavo che la pubblicità lo diceva per l'uomo che non deve chiedere mai, che non doveva mai domandare di andare a pisciare, perché ogni volta che chiedevo era solo in classe: maestro, posso andare in bagno? Capito? E quindi pensavo, boh, varrei i panuini, pensavo che era una pubblicità dei panuini mica a volta. Invece no, dopo col tempo te capisci che l'uomo che non deve chiedere mai è l'uomo che è corteggiato dalle donne, quindi non ha domandare a vagina, cioè gli viene gentilmente rilasciata, non fa come fosse un gadget all'entrata di un aereo. Sì, vengo col Cingano un materassino. Da anni che sognavo sta storia, finalmente, cazzo, il materassino in montagna. È fredda, Il vostro cane, signori? Ecco il montanaro da Padova che sfoggia tutta la sua conoscenza. Guarda come si muove istintivamente. Come agile. Sì, perché questa sua agilità, questo suo sentirsi a suo agio con l'ambiente circostante è scritto nel suo DNA di montanaro padovano. Ecco qua le telespettatrici che possono ammirare il fondoschiena del montanaro di Padova. Ho piedi ghiacciati! Dopo un po' non li senti più. Ah, ok, nel senso che te li amputano. Non c'è un remo. Cazzo, quello ci voleva. Ecco i nostri eroi che si accingono ad attraversare il... Grazie Pampini, ma non in acqua, non in acqua, mi raccomando. Che si accingono... No, aspetta, ci stiamo sbilanciando. Qua è profondissima. Prevedo coliche renali ed herpes. No, cane, no, grazie, no. Un'esperienza fantastica. Cioè non tanto che invece è una bella figa, o qua Diego, quello che fingeva di essere quello del Zecchino d'Oro, però comunque il fatto, vedi, guarda. Anche un po' gondoliere oggi. Oddio. Fantastico. Che più è? Occhio al cane, il pesce cane, ecco, così provo anche questa esperienza del pesce cane che ci attacca e gli annusa il buco del culo a Caldonius. Questo nei documentari non te lo fanno vedere. Sì. No, il bambino che gioca con la sua vita, bambino no, ma è pazzo, quello scivola, si ammazza. Ma non guardo neanche ste scene, non guardo, spengo. Sei buttato dentro, ma Aspetta che insegniamo un trucco falsissimo. Allora dobbiamo farci la foto, no? E mi bagno apposta i capelli in modo da far intendere che sono andato sott'acqua, invece non è vero un caso. Su qua coi piedi a moio come i vecchi. C'è un posto che viene consigliato per andare in campo. Aspetta, gentile pubblico, aspetta, dobbiamo fare la recensione di queste pozze. Io puzzo. fresca, sì. Fredda, sì. Pulita, sì. È ancora vivo. Ciao la serpente. Che figata assurda Italia. Perché questo è la mia ambientazione, ormai lo sai, te l'ho detto tante volte. Bassa montagna con torrenti e acqua così. A me non piace la Spagna, sono stato 2 volte in Spagna, 3 volte alle Canarie, però non, vabbè, le Canarie sì mi sono piaciute, però non piace, mi piace queste cose qua. Ecco il cane che tuffa, ecco il cane tuffoso. Test recensione di questa pozza
freddissima e dolorosissima. È simpatica, una bella sleppa, tipo quando ti fai le pallottoline che tutte uguali. Cascatelle, con la Laura in modalità canyoning. Nei commenti dica Laura buttati, no è massa fredda. Recensione da parte della Laura, eccola, vedi, è viva, anche lei. Servizio recupero oggetti Diego SRL. E quindi, gentile pubblico, io ho trovato la piscina per quest'estate. Magari posso fare un tot di giorni in area camper per lavoro e un tot di giorni qua all'entrata di sta piscina qua. Adoro la mia casa. Zona spa. E mica su quel più leggero, tac, besciare il panino. Eccola. Boh, via, remare. Nulla da fare. Zappa Miller. Zappa. Vedi che aria! Sì, cazzo, ma prima c'era un sole da marrone. Aspetta che siamo. Dai, sole, porca puttana. Manco se non si avesse pagato la boita. Cioè, veramente posso dire, ho lo scrotto congelato. Quando rompevo tanto le palle della bicicletta in camper, aggiungici anche il mojito gonfiabile. Dove cazzo vai senza mojito gonfiabile, Dio caro? Se io ho inventato che sarà il parquet? No, Diego, non farlo, anche se hai finto di essere quello dello Zecchino d'Oro, cosa che non eri, e anche se hai prenotato un ristorante quando ti avevamo invitato al nostro banchetto, non farlo! Ce la faccio, troppi ricordi. Dai, dai. Ultimo giorno. Da ormai da 5 giorni che facciamo fetta. Aspetta un attimo che provo una roba. E carica wireless. Aspetta che metto il cursore, adesso mi ricarico un attimo. Già meglio, inizio a sentirmi più carico. No, allora è un discorso che avevo già fatto, vedi? È bello fare la baldoria, mangiare, bere come suini, eccetera, però non è una cosa che puoi fare tutti i giorni, no? Noi parliamo sempre dell'equilibrio, eccetera. Perché a parte sì che va a scemare, per carità, l'effetto festa, no? Ma insomma anche il corpo e tutto quanto non che sta via, difatti ci sentivamo tutti appesantiti. La baldoria va fatta una volta a settimana, no P? E oggi pranzo qui. Guarda, siamo proprio sotto il castello, siamo nella pista di atterraggio dei leggeri, ma in teoria vabbè, anche verso lo blog offro un caffè. Ma sì, no, dite che i cruchi qui vicini non si usa mai, no, dite che i tedeschi in generale. Vedi tu che ha studiato, che si ricorda. Lo zio l'82 che è l'annata qui a migliore, dopo gli attaccai 6 mesi, sì, fermo il mondo, sì. Bene ragazzi, casomai se ti interessa chiedimi la puntina qua del mio posto ultra segreto, te anche al baretto per andare imbriagate. Tosati, bevemo un caffè, ok, caffè? Caffè, viva il mocaccino. Sì, viva. Ho saputo che eravamo qua, allora sono andati tutti qua, tutto il mondo. No, a parte scherzi, colgo l'occasione per salutare i tu che ci hanno salutato, quelli che erano da Rinzo, no, ristorantino. Sono stato un po' veloce, sbrigativo, però caldo. Pressa, stanchezza e tutto quanto, magari non so se poteva sembrare antipatico, però io l'ho percepita sì che magari potevo essere stato antipatico e quindi insomma mi scuso o comunque risaluto nell'eventualità, insomma ecco, ciao, arrivederci. Ragazzi, altro caffè? Caffè. Per cui dopo sono sempre agitato, massa caffè? Però spiega perché le garçon pipì? Non lo so, ho sempre sentito così, i camerieri. Sempre amico di prima. Altro caffè? No, siete bravi a farlo con la schiuma. Sì. Il caffè con la schiuma non è da tutti. Ma mi vuoi d'orzo, come che fai? Bei stesso. Vai che venerdì! Il ponte più lungo di tutta la storia. Fatto la mocca. Concludiamo con l'attimo hot. Vai, bacio, te. San Francesco 28. Sono cronicamente due robe completamente diverse. Bisogna che vado in provincia a vedere se mi fate. Perché no? Questo qua si fuma anche ai farfalle, è terribile. Non hai problemi. Volano i farfalle. Sì, stai a casa? Ma prima anche con la APA. Bello, Dio caro, bello.
Le stradine dissingano, dissingano, dissingano. Na, 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 na. Massa caffè. Hast viel geweint, im Geist getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen.